arrivas. Bello le bollette di oggi, fantastico. Oh Italia, dove abito oggi? Ma direi che è ininfluente. Inspiegabilmente stiamo caricando a 0,4 più 0,9 a 1,3 ampere. Ma inspiegabilmente, sul serio? A che roba? Magica, magica Amy. Magica, magica Amy. CP racconta, ci siamo fatti una bella passeggiata per il centro. Guarda che tipa. E quando le parlo non mi guarda proprio mai negli occhi, che come molti sanno è anche una forma di rispetto. Però insomma, CP, dopo 12 anni, sai che puoi anche essere un po' più sfrontata? Guarda che tipa. Mata! Guarda. E lei per, diciamo, deviare un attimo, non tanto il discorso, ma la situazione, fa finta di essere in punta di gatti, oppure una volta quando eravamo a casa andava a lucertole, no? GP, chi ha petona? No, CP, guarda che figata! Ho scoperto che ho l'alimentatore degli AC/DC. Allora Italia, come ben sai, con Pulmino non puoi muoverti dappertutto, questo già lo si sapeva. Quindi vediamo assieme quanto ci mettiamo a fare una commissione con lo skate, con l'onboard, e quanto tempo ci si impiega, come funziona il tutto, eccetera, eccetera. Allora io ad esempio ora devo ricaricare il vinello che stasera ho a cena all'Alessia, no? Quindi per cui... Teccato nel mio casino estremo, finché un giorno non sarà tutto a posto. 2 bottiglie vuote. Sì, perché ciao e memona, io vado in cantina a ricaricarmi il vino. Una bozza di prosecco di quello buono mi costa 2,40. Vai a prendertelo al supermercato, ti costa il doppio. Me le metto dentro il mio fedelissimo zainello. Catto il telecomando, che intanto lo mettiamo qua. Poi catto un ficcio per attaccare la GoPro allo skate, per non perderla più che per attaccarla. Eccolo qua, una vitina. Tiro fuori lo skate, basta far così, cacchio figata, eh? E adesso monti su qua. È anche bagnato. No, niente, ho dimenticato l'altro pezzo di piccio. Modalità media, altrimenti ci ammazziamo, che è bagnato. Adesso la modalità media, lento, macchine no, via. Vedi, le curve purtroppo non te le fa molto strette. Guarda, su una mazza, buona cosa.
uscita la nuova legge che devono fermarsi quando ti accingi a passare nelle strisce, non quando sei già passato. Come vedi, questi sono i risultati. Ed eccoci arrivati. Se avevo il piccio nello skate rimanevi acceso, però adesso spengo. Rieccoci qua, vamos. Poi gli dai una pedata, lui si accende da solo. L'unica ciavata appunto, per le curve strette devi girartelo. Vabbè, dai. Se non metti in avanti il piede parte il sgomatamento. E quello deve aver saputo della nuova legge, oppure del buon senso. Quando prendi le buche è stabilissimo, è per questo che voglio rimanere sul longboard e non sullo skate. Guarda i tombini, tac, non succede niente, è una figata pazzesca. Ovviamente con la pioggia il terreno bagnato è pericolosissimo, devi fare curve piano e accelerare piano. Cazzo che brosa. Adesso niente, lo ricarichi dentro e via. Ah, che calduccio in casa Singalo. Vero CP? Guarda. Oh, non si fa più riprendere sto cane, è una roba incredibile, CP. Cos'è la tua moda della privacy anche a te? Va bene, dai. Allora, ovviamente, vedi lo skate, tipo adesso ha le ruote bagnate, lo lascio lì ad asciugare. Quando è asciutto, ritorna nel suo posto. CP. Cipi cipi. Cipi cipi. È mona CP. Ma t'ha sulla testa, sai che Pulmin non perdona con gli angoli, bisogna stare attenti, sei un Pulmin bastardo.
Ancora da signor. Allora GP raccontagli adesso, basta lavorare noi. Andiamo a farci un giro io e te appena i cani vanno via, perché ci sono un po' di cani qua fuori e a me piace quando non c'è nessuno mollarla libera il CP, anche perché andando lei avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, una passeggiata di 600 metri per lei sono 1,8 km, hai capito? Perché avanti, indietro, anzi anche di più, insomma, ecco. Poi, già che passo dall'Alessia, mi fermo a fare della spesa. Vedi, io ragiono sempre così, quando sono di passaggio per certe cose approfitto, tipo adesso la spesa non avrei urgenza di farla, non avrei bisogno, però mi tengo sempre scritto nelle note le cose da fare, da prendere e si fa così, insomma. Anche perché qua lasciano i levrieri liberi, sti pori levrieri, non li vuole proprio nessuno, perché in Spagna li impiccano, gli sparano, hai capito? E qua da noi li lasciano liberi che si avvicinano ai camper dove ci sono i CP. Non gli vuoi proprio nessuno. Poi mi pare, mi hanno detto, dovrebbe essere anche proprio proibito tenere i levrieri liberi, perché mi ha spiegato, non è che non rispondono al richiamo del proprietario, però hanno una scarsa risposta al richiamo e soprattutto in situazioni dove si accende l'istinto predatorio, lì proprio non c'è risposta al richiamo. Teniamo anche conto che hanno un altissimo istinto predatorio, quindi se trovano un cagnolino, per genetica, diciamo, sono spinti a vantarselo e a mangiarselo. Poi ovviamente non tutti saranno così, però questo è l'istinto, questa è la genetica, come la genetica e l'istinto del CP è quello di sbaruffare con gli altri cani, ma è normale. Poi trovi pit abituati, oppure addirittura pit che pur non essendo abituati degli altri cani non gliene frega niente, oppure vanno d'accordo con tutti o con quasi tutti, e quelli sono i più pericolosi, perché come ho già spiegato, quando un cane, soprattutto un pitbull, comunque un cane di una certa stazza, di una certa potenza, no, nel morso, va d'accordo con quasi tutti i cani, il padrone inconsciamente si rilassa e quindi non è mai sull'attenti, si fida eccessivamente del cane, e poi quando il cane trova l'1% o l'1 per 1000 dei cani che gli stanno i coglioni, lo fa fuori. E il proprietario lì non era attento, giustamente, perché non l'ha mai fatto e va d'accordo con tutti, hai capito? Quindi io vado, guarda, avendo avuto molti cani e molti pitbull, ti assicuro che sono molto più comodo col CP, perché il CP so che di default lui deve sterminare qualsiasi essere vivente e quindi niente, io parto già prevenuto con tutte le precauzioni e non succede nulla. Vero, CP malvagio, eh? Che ti dici, mi disegni sempre malvagio, ma dopo la gente dice no, sono buono, cioè, ma è vero? Il CP è un splendore di cane, buonissimo con i bambini, con gli esseri umani, ma coi cani e coi gatti niente, fa di tutto per sterminare. Dopo magari se il capo qua dice no, non si può sterminare, non si stermina, però il desiderio è quello, vero CP? C'è un forte desiderio di sterminio. Eccolo. Oh, baby, understand me. Oh, crazy. Oh, I love you, baby. You understand? Please hold me. I love you like Fontana del Mondo. Vai sigari! Crazy baby. Oh, yeah.